Di nuovo collegati, benvenuto ovviamente a chi invece si è appena collegato per la prima volta ancora da Luigi Falqui. Stiamo per vivere insieme la seconda semifinale del terzo torneo Saduchesa. È il momento della Dinamo Sassari, ovviamente squadra con più attenzione qui in Sardegna. Una bella sfida in preparazione della stagione contro Schio, un avversario di livello per cominciare. 10 allenamenti sulle gambe della squadra di Restivo, che oggi chiaramente non cerca risultato, non cerca grandi prove di forze, vuole che la squadra cominci ad amalgamarsi, a trovare le prime intese, tutte disponibili, almeno per quanto riguarda la distinta presentata. In verità Begic non dovrebbe giocare, un affaticamento, allora per sicurezza non la si vuole mettere a rischio già dall'inizio di questa stagione. Dovrebbe avere spazio invece Taylor. Arrivata atterrata all'Alghero mercoledì, ma oggi deve già trovare spazio. Andiamo a vedere allora i quintetti, cominciando proprio dalla squadra di Sassari. C'è Dieng, c'è Gonzales, andiamo a vedere anche un po' i nuovi volti. Sta arrivando anche il quintetto di Schio, dentro proprio Taylor da subito. Allora appunto abbiamo detto che spazio deve trovato, e dentro anche Sartoffolo. Dall'altra parte c'è Costanza Verona, c'è anche Salaun. Maglia praticamente d'allenamento sembra quella di Schio. Era difficile così riconoscere tutte le giocatrici, ma è iniziata la partita. Palla 2 con primo possesso che favorisce la Dinamo, con Toffolo subito per Taylor, che si presenta non precisissima, e col possesso che passa a Schio. C'è chiaramente curiosità per la Dinamo, anche ovviamente la necessità di accelerare la preparazione, di arrivare più pronta che mai al primo importante impegno della stagione, che non sarà in campionato ma sarà in Europa il 18 settembre in Grecia contro le greche del Giannina. Ritorno una settimana dopo, il 25 in casa, e poi 4 giorni dopo l'inizio del campionato. Intanto arriva il primo canestro della sfida con Gianile Salaun. Risposta di Taylor, buona apertura. Gonzales per la tripla, per poco non riesce ancora però, con Toffolo. Poi dietro trovata Carangelo, fallo su di lei, spinta, primo fallo commesso da Schio, primo fallo di questa partita. Qui ci ha già fatto vedere qualcosa di interessante, anche se non è passato ancora neanche un minuto effettivo. Taylor fa da sola, fa molto bene, non vale 3, era di poco ma dentro l'area, e dunque rimane solo la bellezza comunque del tiro, che ha permesso di andare sul 2-2. Non c'è stato fallo in questo caso, e allora Carangelo prova a guidare da capitano la nuova azione delle sassaresi. Taylor, giocata poi di Dieng verso Carangelo, per poco sul rimbalzo riparte Schio, che va a farsi strada con quella che dovrebbe essere Verona. Poi il tocco per l'Axa, la partita che già va dall'altra parte con questa bella giocata. I 2 punti di André. Dieng,
Ancora Dieng, cerca Carangelo dall'altra parte, letta la palla, allora Verona tutto sola, non può sbagliare. Allunga Schio che va a 6. Gonzalez, Toffolo, Carangelo, si fa vedere Taylor, molto intraprendente in questo inizio. Chiaro che voglia lasciare subito delle buone sensazioni alla nuova squadra, prima ancora di conoscere veramente il suo nuovo pubblico, quello del Palasera di Migni. Tanto anche i primi tiri liberi sono già 2 falli di Schio. Carangelo per accorciare, il primo va subito a buon fine. Lei capitano, si è costruita una nuova squadra, tanti cambiamenti quest'anno. Lei che comunque non è una grande realizzatrice come doti. Intanto però c'è il fallo, arrivano i 2 tiri, primi tiri liberi anche per Schio, conquistati da Salaun. Prima realizzazione ottima. Ottima anche la seconda da Dieng. Ricomincia adesso la Dinamo. Dirige i movimenti Gonzalez. Dieng. Taylor. Ancora con intraprendenza. Poi decide che è meglio gestire. Buona apertura per il tiro da 3. Forse alla fine invece solo da 2. Se ho visto bene la segnalazione. Infatti anche questa volta al limite. Poi anche guardato proprio la linea, non è riuscita a stare abbastanza fuori con quel passo indietro. Dieng, Gonzalez, centralmente di forza e poi di precisione, anche con un pizzico di fortuna per mettere tutto in pari 8-8. Ancora 6 minuti e mezzo effettivi da vivere in questo primo quarto. Tentativo di Laxa che non va a buon fine. Carangelo, siamo già dall'altra parte. Toffolo ancora dal suo capitano. Dieng, la finta più che il blocco, si trova con 2 giocatrici addosso. Poi da 3 Toffolo, palla risputata fuori. Tutto da solo invece. Questi 2 punti di Schio. Carangelo, Gonzalez si riprova ad andare da sola, ha subito il fallo. Chiama la palla a sé l'arbitro. Arbitri di questa sfida Davide Frao e Alessandro Cocco. Toffolo, Dieng, un po' insicura, non aveva capito se fossi sua. Probabilmente l'idea era un'altra. Aveva fatto bene alla fine a lasciarla andare perché gioca ancora la Dinamo. Palla contesa poi. Anche sul richiamo di Salaun. Azione dal centro, poi sotto canestro, facile per André. Di nuovo più 4 Schio.
Carangelo. Taylor. La disturba, Laxa continua, prova a farsi spazio Taylor. Meglio passare da Dieng, che ha aiutato dal tabellone. Mette 2 a segno. Nuovamente a -1. Molto aperto, molti spazi tra l'altro. Tanto spazio per inventiva, per azioni veloci. Finora sembra veramente essere una partita fatta per provare le prime idee, i primi schemi, fare anche un po' di rodaggio. Vedremo come si svilupperà adesso, anche cambi da una parte e dall'altra. Tentativo ottimo di Salaun, mentre 2 ingressi proprio per Schio, che sono Bestagno e Panzera. Carangelo invece, c'è stato un ingresso anche nella Dinamo, è entrata Pastrello, mentre il tentativo di Zanardi, spazio per lei giovane, arrivata da Brescia, ricordo già chiuso 2 stagioni fa, la figlia tra l'altro di Zanardi, allenatore di Brescia. Se perdesse oggi Schio, domani ci sarebbe proprio la sfida in famiglia. Tanto strappa anche un po' gli applausi sia a Taylor che Giulia Natali. Gonzalez. Natali. Dieng col fisico e anche con l'astuzia passa. Ne trova il canestro. Bella giocata. Sono tutti in posizione. Panzera, palla intercettata. Carangelo disturbata ma arriva fino in fondo. Si prende il fallo e allora può cercare il terzo punto dalla lunetta, che varrebbe il sorpasso. Adesso siamo 14 pari, prima però time out. Bell'inizio però. Si ripartirà con il tempo fermo, 3 minuti 34 secondi. Tanta tranquillità per ora anche tra i due arbitri. Lavoro abbastanza semplice il loro fino a qui. Si riparte con il tiro addizionale di Carangelo. Ricordiamo, sono 5 falli adesso per Schio, quindi per 3 minuti e mezzo effettivi. Il fallo costerà 2 tiri liberi. Questo può essere un buon momento per la Dinamo per provare a mettersi avanti, ad allungare un po'. Adesso fuori proprio Carangelo. Spazio a Chiara Grattini. Classe 2001 Grattini adesso che va in pressione, subisce però poi il blocco di Andre. Allora occhio che gioca Schio con Laxa. Movimento incontro di Zanardi, poi il tentativo, si ferma sul ferro, sul rimbalzo ancora Schio, risponde così, però già si gioca. Grattini, Gonzalez,
Dieng, Grattini, ci prova con la tripla che non va a buon fine, poi finisce giù, ma gioca ancora Natali. Dentro Dieng, torna dentro Toffolo. Pastrello, poi Gonzalez, c'è Grattini a sinistra, adesso è difficile darla a lei. Ha fatto fallo Gonzalez. Altro cambio, questa volta per Schio, dentro Martina Crippa. Chies, ancora Zanardi, poi l'azione è buona e il tentativo che non è riuscito proprio a Chies dall'altra parte la Dinamo. Poco più di 2 minuti alla fine del primo quarto. Natali si complica un po' la vita, deve cercare una compagna dall'altra parte, scivola Grattini che fa fallo abbastanza evidente, rimane un po', fa la faccia sorpresa, però insomma è sembrato essere abbastanza evidente come fallo, nonché volontario aggiungo. Però diciamo che ci può stare, comunque bloccato una ripartenza. Tra l'altro invece dentro Taylor, duello adesso con Panzera che ha la palla, prova ad andare fino in fondo, tabellone, poi sul rimbalzo è arrivata Kiss che dovrebbe aver subito fallo, il terzo e il quarto della Dinamo. Quarto, proprio Kiss per Panzero, poi si complica un po' la vita Zanardi, adesso invece Bestagno, poi palla recuperata dalla Dinamo. 1 minuto e mezzo prima della pausa, ci prova Pastrello da 3, sul rimbalzo poi Toffolo sbaglia, questa volta rimbalzo difensivo che favorisce Kiss, che adesso è molto presente da una parte e dall'altra, anche perché in questo momento è la più fisica delle sue in campo. Fisicità che si è fatta valere fino a qui quando c'è il time out per Schio, che comunque è soltanto la settima forza come altezza media del campionato, con una media di 1,82 m, sotto il 1,80 m invece la Dinamo. Differenza che si sente un po' meno se c'è una come Dieng nel quintetto, dopo invece si sente come. Dieng classe 98, nata nelle Isole Canarie. Seconda esperienza italiana per lei dopo quella dell'anno scorso. Questo è importante soprattutto per la sua fisicità, proprio di ruolo centro.
deve riprendere il gioco con il possesso di Schio. Palla out, possesso che torna alle Sassaresi. Si fa vedere Grattini, resta lì vicino a lei Pastrello, adesso in difficoltà Grattini, poi arriva chiusura proprio di Grattini con palla out di nuovo. Zanardi, incontro Bestagno, guarda i movimenti, alla fine di nuovo Zanardi. Crippa fino sotto canestro, poi non è riuscita ad andare da Bestagno. Taylor chiusa da terra, prova un altro disturbo Panzera, alla fine riesce ad andare Taylor a trovare il +2, anche un mezzo sguardo verso Panzera come per dire non mi fermi. Keys, Bestagno, ci crippa intorno, Keys va da quella parte ma per Zanardi che va per la tripla, troppo debole, però torna proprio Zanardi, leggera questa volta la Dinamo. Poi Zanardi se l'è portata fuori, però insomma brava anche a crederci. Nuovo fallo, nuovi tiri liberi, questa volta va Taylor. Per lei è la prima esperienza in Italia del Michigan, classe 1995. In Europa invece è stata in Spagna, Cipro, in Romania, anche in Polonia, insomma, quindi del basket europeo però ce l'ha come l'esperienza. Molto bene tra l'altro dalla lunetta, molto bene anche questa finta, questo canestro da parte di Panzera proprio nel finale del primo quarto. È avanti la Dinamo 19-18, bella partita molto sciolta, vediamo che succederà dal prossimo quarto. Per il momento pausa per noi. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna.
nuovo collegati sempre dal Palantonianum di Quartus Sant'Elena. La Dinamo sta iniziando a prendere posto in campo. Adesso inizia anche Schio. 5 secondi all'inizio del secondo quarto. Avanti di un punto la squadra di Restivo, 19-18. Non è stata una grande battaglia, è stata un po' di libertà di gioco per tutti. Qualche cosa carina l'abbiamo vista. Ritmo comunque abbastanza blando. È chiaro che si senta anche il peso fisicamente della prima fase della preparazione sulle gambe. E c'è tutta una parità da gestire, la tecnica però non manca per i tifosi. Oggi poi è un'occasione importante per scoprirsi e scoprire i nuovi arrivati, le nuove arrivate anzi, compresa Taylor che si sta presentando abbastanza bene. Qua non è riuscita però nel canestro. Crippa attacca Schio che sbaglia con Kiss. È iniziato un po' lento, poi pian piano presa qualche responsabilità in più nella trama dell'offensiva della sua squadra. Taylor, Carangelo, Dieng tornata a dare fisicità al quintetto, poi ancora il ferro a dire di nuovo a Taylor. Forse sarebbe stato da 3 questo. Dall'altra parte Laxa per Vestagno, scusate, che comunque trova i 2 tiri. Può andare sul 19 pari adesso, poi provare ad andare anche sul 20-19. 20-19 che non è più possibile. Bene, però il secondo tiro 19-19. Taylor sotto canestro molto bene questa volta. Torna a +2 la squadra sassarese. La risposta delle Venete invece ottima con Laxa. Toffolo, Pastrello, ne ha 2, riesce a trovare la sola Toffolo. Ottima manovra che non viene premiata però sul ferro. Poi c'è il fallo, chiede scusa Sottana. Contrasto tra capitane, fallo di Sottana nei confronti di Carangelo. Stagno prova a tenere Dieng che vuole provare a dare una mano a Carangelo. Guarda sempre il canestro, sceglie di andare da Taylor, si fa pochi problemi lei ad andare per trovare 2 punti. Li trova, bella giocata di Taylor. Laxa, si muove Kiss. Sottana, ci Crippa invece a provare a disturbare l'arrivo di Toffolo in pressione. Poi Bestagno, giocata per Kiss, viva ancora l'azione, ci sono però pochissimi secondi. È arrivato a 1-1 il tiro. E allora di nuovo tutti dall'altra parte. Taylor, Carangelo, passo Toffolo, non riesce a tenere la palla. Una buona di Carangelo, ha tanto spazio invece Kiss. Arriva Taylor, infocata Taylor che vuole prendersi questa Dinamo. Ottimo anche il passaggio per Toffolo che non sbaglia. Gran giocata di Taylor, poi veramente sola come in un deserto. Toffolo doveva soltanto mirare per fare +2. La risposta di Schio, 25-22. Un fallo per parte. Bestagno, c'è fallo.
fallo di Keys nei confronti di Taylor, che adesso sta arrivando ovunque. Meno male che all'inizio ho parlato di finestra, di dare spazio a Taylor. Ricordiamo, è arrivata ad Alghero soltanto mercoledì. In questi casi solitamente si tende a concedere poco spazio, fare un ingresso per prendere un po' anche di prendere conoscenza con quella che è la squadra. Tanto spazio invece per lei, che sta giocando veramente bene, sta anche accendendo una partita che sì, i canestri, però forse dal punto di vista proprio dello spettacolo finora un po' spenta. Sta provando lei a dare qualcosa in più. Gonzalez, cambiamento di Yang, adesso Carangelo, Toffolo, lo sguardo verso Gonzalez, capito che era difficile arrivare lì, poi tornata dentro anche Andrea a dare nuova fisicità, insieme a lei anche Salao, praticamente il quintetto che ha iniziato questa partita. È uscita proprio Keys, adesso c'è anche Laxa, Andrea, Salao, Laxa. Alla fine il tentativo arriva con Sottona, Sottana, guardate la defiance. 25 pari. Taylor contro Salao, Dieng viene a dare una mano per Toffolo che va da 3. Bella azione, bello il tiro. È chiamata di time out. Più 3 adesso della Dinamo Sassari. Tutti guadagnati su quest'ultimo tiro di Toffolo. Ci siamo. Ancora una volta, prima la Dinamo, poi Schio. Si riprende con il possesso delle Venete. Passarello Carangelo a fare il primo disturbo. La palla a Sottana, la sfida tra capitani, ancora palla per lei. Laxa va da 3, Ferro. Poi Dieng, duello fisico con André. Possesso ancora per Schio. Laxa, poi molto rude stavolta Crippa su Carangelo. Terzo fallo già per Schio. Natali si gira, prova a scappare via. Poi il tocco sul piede, posto che comunque è della Dinamo. Cambio intanto, tornata dentro Panzera.
Prima duello interessante con Taylor momentaneamente fuori invece, mentre anche Restivo li ha fatti sui cambi. Carangelo, Pastrello ancora lì lungolinea, sceglie la palla centrale per Dien che si fa spazio, va a cercare il canestro, lo manca proprio. Buono il lavoro nella preparazione, che poi è riuscito a guardare frontalmente il canestro, messa un po' male col corpo, è mancato di precisione. Sottana, Laxa e poi Panzera vuole sfruttare il blocco di Salaun, ci prova Laxa, ancora Ferro sul rimbalzo, di nuovo Schio che alla fine trova il fallo. Ci sono anche i tiri dalla lunetta, secondo fallo per la Dinamo. Sbaglia Salaun. Secondo buono. 4 minuti e mezzo effettivi, anche meno. Carangelo, Gonzalez, disturbata da Salaun che deve tornare in posizione verso Gonzalez. Questa palla che è tutta sola, trova il ferro sul rimbalzo, poi di nuovo ancora un altro rimbalzo conquistato da Gonzalez che fa anche +2 e si prende gli applausi. Dall'altra parte Schio con André, si muove Laxa, c'è Salaun e poi Panzera, subito fallo, 2 tiri per lei. Esce Dieng, di nuovo Toffolo dentro. (30-27). Continua a tenere sempre un minimo vantaggio la Dinamo con Galz, tra l'altro ha rischiato. Poi di nuovo Gonzalez, Natali, Carangelo, riparte Schio con André dalla parte di Laxa, sul ferro il rimbalzo, bello questo duello, André se la cava molto bene. Salaun, 2 finte, fa tutto da solo, giù anche Gonzalez che sorride in maniera un po' beffarda, quasi come a dire ma qui non c'è fallo, e invece si gioca. Panzer ancora per Salaun, proprio al photo finish, si prende anche il rimbalzo, fa 30-29. Beh, l'azione è prolungata, anche qualche bel duello, vediamo se comincia a salire l'agonismo. Gonzalez, Pastrello, bella l'idea, un po' troppo vicina a Natali, comunque una palla difficile, una palla che è uscita. Ancora un time out. Allora, di nuovo squadre ferme, vediamo cosa cambiano adesso i 2 tecnici, poi ci saranno 2 minuti 43 secondi effettivi da giocare. Ma credo che entrambi i coach possono comunque in un certo modo essere soddisfatti. Come detto a inizio gara, non è il risultato che conta, non è dimostrare chissà che cosa, è veramente cominciare a mettere partite nelle gambe, a mettere gli schemi nelle gambe, nella testa, a creare l'alchimia tra i vecchi e i nuovi.
pubblico comunque si sta divertendo, e questa è un'altra cosa tanto importante quando si parla di sport, specialmente uno sport come il basket, sport di cultura americana, dove lo sport è veramente sinonimo di spettacolo, molto di più che in Europa, dove invece lo spettacolo conta, ma c'è veramente quel senso di competizione, di rivalità, di rappresentanza. Bellissimo poi quando questi due modi di vivere lo sport si incrociano, riuscendo ad esprimere i lati migliori. E il basket è uno di quegli sport che è in grado di farlo. Adesso si va avanti. Sotto di uno schio, azione personale, tutto solo, anche un po' troppo facile. Si è creato un buco lì in mezzo. Momentaneamente avanti. Schio che adesso però difende con Andrea, con Panzera. Natali, Pastrello, Toffolo non può ricevere, allora Gonzalez prova ad andare da sola, non riesce a dare abbastanza forza a quel lob. Sottana, sotto canestro c'è il fallo, con canestro, allora tiro addizionale. Buon lavoro di Salaun. C'è anche molta tranquillità, qualche risata nella panchina di Kaiulakos. Confermatissimo. Dentro di nuovo Taylor per quanto riguarda la Dinamo. Dinamo che è sotto di 4 adesso. Taylor, vediamo se accende. Non ha molto spazio, ne ha 2 addosso, allora è meglio scaricare per Pastrello che pensa al tiro, vuole avvicinarsi, di nuovo fuori. Gonzalez per la tripla, perfetta, e la Dinamo a -1. Nuova azione. Verona per Salaun che risponde, anche lei da 3. Risposta immediata. E torna il +4 della squadra veneta. Toffolo, finta, va da sola. Taylor, Andrea le complica la vita. Grattini però aveva fatto tutto bene, presa in controtempo Pastrello con questo passaggio, non è riuscita a tenerla con una sola mano. Verona si allontana subito Salaun, anche Sottana, alla fine fa tutto da solo Verona, non benissimo qua Gonzalez. Taylor invece allarga per Gonzalez, proprio lei aiutata poi da Pastrello, perde palla di nuovo Verona, questa volta va da André che sotto canestro sbaglia e poi ci mette la manona Pastrello. Una manona che rovina la festa di Salaun, che aveva avuto vita facilissima. Attacca ancora Schio però. Mentre c'è stato un check col tavolo di segnapunti da parte dell'arbitro. Adesso si va con il tentativo che si spegne sul ferro, poi André prima di tutte, ancora lei 2 volte. Gran passaggio, ci prova Verona. Quando mancano 14 secondi alla fine del primo tempo, con 2 triple si trova ora a +7 Schio, 8 secondi.
Toffolo prova a girarsi quando siamo allo scadere del primo tempo, finisce quel secondo quarto, accelerata improvvisa di Schio con le 2 triple, avanti 40-33 la squadra veneta. Pausa per noi, a tra poco. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit?
Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
Eccoti qua, nonno! Meno di un minuto e poi si va con il secondo tempo di Famila Uber Schio Dinamo Sassari. Avanti la Dinamo Sassari in questo momento, scusate, avanti Schio in questo momento 40-33. Partita di squilli, abbiamo visto tante cose, le squadre alla pari. Lo strappo l'ha fatto la squadra veneta con 2 triple nel giro di un minuto. E allora eccolo spiegato fondamentalmente il distacco. Vediamo adesso se verrà anche un po' quella fame più agonistica di andare a riprendere il risultato e di volerla vincere. Dinamo che l'anno scorso è arrivata terza
perdendo in semifinale e vincendo poi la finalina contro Brescia, sfida che potrebbe rinnovarsi anche domani. Con questo risultato sì che si rinnoverebbe. Ricordiamo domani le due finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto a Cagliari al Palacus in via Smirrionis alle ore 17, la terzo e quarto posto, 19:15 invece la finalissima, ovviamente in diretta sulla TV della Lega Basket femminile, in diretta sul nostro canale YouTube directasport.it. Io ne approfitto per chiedervi un aiuto veloce e gratuito, ovvero quello di mettere like e seguirci anche su Facebook, Instagram, un aiuto per voi gratuito che a noi però permette di portarvi delle produzioni sempre più di spessore, già molto vicini alle federazioni come la Lega Basket, la Federvolley, anche la pallamano. E allora dipende anche dal vostro sostegno. Intanto però rimettiamoci, concentriamoci sulla partita, perché il gioco è ripreso già da più di 30 secondi per la Dinamo. Carangelo, Gonzales, Toffolo, Dieng e Taylor, quintetto che è iniziato anche questa sfida, quintetto leggermente diverso rispetto a quello iniziale. Invece per Schio c'è André, Kiss, che da un po' che non la rivedevamo, Verona, poi Laxa e Trippa, infermato dunque. Quindi sono differenze. Intanto l'azione personale di Verona, più 11 di Schio. Gonzales con le palla a Toffolo, anche palla un po' comoda lì, però si gira e va. Carangelo ancora, passi, un possesso che passa alla squadra di Kalulakos. Verona ancora, frena alla fine Laxa, si muove Trippa, attaccata da Taylor, incontra ancora Verona, molto attiva all'inizio di questo terzo quarto. Il colpo invece da 3 di Trippa, 47-33, adesso è un più 14, diventa già un punteggio abbastanza scomodo per la Dinamo. Dinamo che affronterà il suo quinto campionato in Serie A1, mentre azione personale di Taylor allo scadere dei 24 secondi, solo ferro. Keys finisce giù, riesce comunque a trovare l'ax, anche per lei strada sbarrata. Verona ragiona, movimento di André, trovata e palla non arriva a canestro, il ferro la sputa fuori. Carangelo, si è ribaltato il fronte. Toffolo, 2 giù, alla fine della palla torna a Toffolo, cade anche lei giù, questa volta è con fallo, il primo di questo terzo quarto. L'ha commesso Laxa. Bisogna ancora asciugare una parte del parquet. Ok, operazioni terminate. E allora, possesso Dinamo che deve macinare punti adesso. Carangelo, bella stoppata di Verona. Poi Trippa porta avanti l'azione. Verona, Kiss, ancora Crippa. Kiss, bella giocata veloce di Schio. Azione che con sfortuna non diventa un +2, l'avrebbe meritata.
Bella trama, veloce, bene i movimenti. Ancora Verona. Questa volta va da sola, apre. Poi di nuovo André, si prende tutto il tempo per farlo, sì, questa volta più 2. Time out chiamato anche giustamente dalla Dinamo, che è in difficoltà, che ha subito la prima accelerata di Schio, che ha cominciato alla grande e adesso è a più 16. Diventa difficile così inseguire. Però è ancora lunga. Anche nella prima semifinale Valencia sempre in controllo, con una decina di punti di vantaggio su Brescia. Poi proprio all'ultimo minuto Brescia è riuscito ad arrivare anche a meno 4, no, meno 3, a darci comunque il brio di un gran finale. Poi Valencia ha comunque ottenuto la vittoria e adesso sta riposando, si starà guardando questa partita per vedere chi affronterà domani. Ricordiamo, ore 19:15 alla Palacus, la finale. Il nostro invito ovviamente è quello, chi può, di andare a vedere lo spettacolo del grande basket femminile dal vivo, perché ne vale la pena. E poi insomma, centro di Cagliari, quindi dopo la partita si può andare a bere una cosa tra amici, con la famiglia, con la propria ragazza. La chiusura perfetta del weekend, perché il weekend è libero. Poi tanti nel weekend ormai lavorano sempre di più. Si riprende dopo il time out. Taylor, Carangelo, Dieng. Vediamo la reazione della Dinamo. Sparkle Taylor. Dieng prova a darle una mano, non riesce più di tanto. Gira Taylor, adesso ha 3 secondi neanche per provarci. Dieng l'ha fatto, non ha trovato il canestro. Poi non ha avuto più il tempo. Un possesso che passa dalle mani di André. Sarà lei a rimettere in gioco il pallone vicino Verona. Da lontano Carangelo aspetta la sua avversaria. André, blocco di Crippa che poi va per la tripla. Ferro, Kiss, bel duello con Taylor. Col fallo che è stato di Taylor. C'è stata anche la spiegazione poi dell'arbitro. Allora, lui più vicino di noi sicuramente, quindi ci fidiamo. E intanto però già si gioca, siamo un fallo per parte nel terzo quarto. Crippa, il Ferro dice di no, poi c'è Kiss tra le mani delle maglie celesti, ha avuto la meglio lei. Verona, finta, fa tutto da sola, tutto lo spazio, non può sbagliare, ha rotto la marcatura, non ha avuto nessun raddoppio. Buona giocata di Verona, che l'abbiamo detto è tornata dentro il campo in forma attiva. Forse semplicemente più sicura di sé. Adesso parla con André Sorrisi per Schio, che ha avanti 18 punti. Sorrisi che non sono mai mancati neanche quando è stata anche sotto, seppur sempre di poco. E adesso Sorrisi ancora più motivati. Sorride, non sorride coach però, che giustamente vuole concentrazione, però può essere soddisfatta di questa imbucata per André. Più 20 adesso, 53-33. Gonzalez, Carangelo, la chiusura di André, possesso ancora delle Sassaresi. Cambio.
Torna dentro Sottana, torna dentro anche Pastrello. Un cambio per parte a questo giro. Probabilmente una contromossa quella di Restivo. Intanto Carangelo. Buon +2. Laxa. Kiss. Ci pensa, arriva adesso Crippa. Ancora palla allargata al centro André, forse neanche era per lei, comunque ci arriva, non riesce a approfittarne, la tocca Kiss, alla fine la custodisce Gonzalez che fa salire le sue compagne. Carangelo, Dieng, Carangelo, perfetto, il +2 e allora comincia ad accorciare, anche se la distanza c'è ancora, -16. Però ci sono ancora più di 4 minuti effettivi di gioco, più tutti i 10 del quarto e allora può ancora succedere di tutto. È chiaro che neutralmente parlando sarebbe più bello se il risultato fosse lì più vicino, se fosse meno il divario. È chiaro che poi in base a uno chi tifa invece ha altre speranze. Ma va bene così, noi vogliamo divertirci, vogliamo che voi che ci state seguendo vi divertiate. Torna dentro Bestagno, fuori Kiss. Ed è entrata Natali nella Dinamo. Sottana. Si muove Laxa, palla per la fine per André. Forse l'ha vista all'ultimo. È rimasta quasi sorpresa nel vedere questa palla arrivare. Forse convinta che ormai fosse di Laxa. Ringrazia la Dinamo che può ricostruire. Carangelo indica il taglio a Taylor che alla fine resta lì. Natali scambia col suo capitano che trova Dieng. Nel terzo canestro consecutivo messo a segno dalla squadra del Restivo. Adesso però deve anche riuscire a difendere. E ci riesce perché c'è fallo di André. No, bugia, fallo che di Carangelo. Due falli dalla Dinamo, un fallo di Schio nel terzo quarto. Si muove Bestagno, alla fine scelta candita su Salaun prima, su André poi. E c'è un altro fallo. Stavolta sì che il fallo è stato di André. Natali lascia passare Taylor, poi bisogno di una mano, la 9 della Dinamo. Pastrello, Carangelo, Dieng, Ferro e poi sono in balzo, lavoro facile per Bestagno, guida la nuova azione Sottana, a fianco proprio Bestagno, ancora vicine le due, palla invece poi che favorisce Taylor, vediamo se va da sola. Taylor fino in fondo si posiziona ma trova solo Ferro, ancora Dinamo, ancora Ferro. Stavolta anche più facile lavoro, il recupero da parte di Schio che guida la nuova azione. Palla ancora per Bestagno che ci prova, troppo corto, poi André alla fine arriva davanti a Dieng, il campo è finito. Da segnalare l'ingresso di Alessandra Cosaro
Nuovo fallo segnalato. Palla Taylor. Salaun lì avanti. Taylor sceglie Natali, che ritrova Taylor, che addirittura l'ha praticamente tolta dalle mani di Pastrello. Quasi la perdevano entrambe. Alla fine è riuscita comunque a fare 2 punti Taylor, a portare la sua squadra a meno 12. E c'è ancora 1 minuto e circa 50 secondi. Adesso chiaramente è il primo momento delle precauzioni per Schio, dopo aver fatto un lavorone nella prima metà di questo quarto. Non vuole che venga buttato alle ortiche in pochi secondi. C'è un più 12 comunque importante, gestibile, allungabile. Poi c'è anche da valutare quelle che sono le condizioni fisiche da una parte e dall'altra. Pronto Schio, adesso richiamo che arriva secondo per la Dinamo, che più con calma va a rioccupare il proprio posto in campo. Vediamo se ci sono stati cambi. No, nella Dinamo. E no, neanche nella Schio. Ricordiamo che da un po' c'è anche in campo Alessandra Cosaro, mentre ci godiamo il tentativo di tripla da parte di Salaun, che è andato a buon fine. Carangelo, davanti a lei Sottana. Palla che passa a Natali. Carangelo ancora, di nuovo su lei Sottana, il duello tra capitani che si porta quasi fino sotto il canestro. Buono il cambio per Pastrello, serviva questo dopo il time out per dare il segnale noi non rallentiamo, un meno 10. Sono buoni i propositi per vivere un ottimo quarto. La reazione arriva adesso con André per restare a più 12. Le vogliamo così anche in quelli che saranno gli ultimi 10 minuti, mentre ci godiamo gli ultimi 50 secondi e qualcosa di meno con Carangelo. Taliferro sul rimbalzo Taylor, incredibile come l'ha sbagliato questo. Può rifarsi, vuole rifarsi, però usa anche la testa. Finta in mezzo a 2. Benvenuta in Sardegna Sparkle Taylor, sicuramente la giocatrice che oggi ha strappato più applausi. Serviva anche una giocata così quando mancano pochi secondi alla fine del terzo quarto. Tiro libero addizionale, no 2. Il primo non va. Secondo invece sì. Più 11. Torna dentro l'area Panzera. Adesso va a disturbare Pastrello. Gioco che riparte da Dieng, che si rifà ovviamente subito a Carangelo. Giù Taylor con occhio perché si è fatta male al gomito. Dovrebbe essere Salaun, però solo botta.
Poi qua un pizzico di nervosismo per la caduta. Anche Taylor abbastanza calda. Dieng che va a fare subito la pace, relax. La prima cosa che ha detto alla sua avversaria, mentre però conteneva anche Taylor, che ha alzato i toni quando ha visto che anche Sala aveva cominciato ad alzarli. Ghiacci intanto, spray per il momento nel suo gomito, però sembra che lo muova, quindi credo veramente sia una botta. Magari ha colpito proprio il tendine, mentre adesso Taylor parla con l'arbitro. Ma tutto ok, insomma. Dentro di nuovo Carlotta Zanardi. In questo momento rimanderebbe la sfida al padre, la sfida alla sua Brescia. Taylor si mette in proprio, subisce il fallo, trova i 2 tiri di forza Taylor. Quasi anche un po' come scaricare un attimo il nervosismo dell'ultimo episodio. Due tiri liberi, poi finirà il tempo, meno di un secondo. L'errore adesso. E allora secondo tiro per poter andare a meno 10. Non può giocarsi tutto negli ultimi 10 minuti. 46-56. Vediamo se arriva un tentativo. Arriva e non per molto, ma non va canestro. Avanti di 10 Schio. Ci aspettiamo, vogliamo un grande ultimo quarto. Per il momento pausa. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. «20 secondi e poi gli ultimi 10 minuti della sfida tra il Dinamo Sassari e Schio. Avanti le Venete di 10 punti, 56-46. È stata una partita dalle tante facce fino a qui, si è cominciata a scaldare negli ultimi minuti. Noi vogliamo quella foga si è concentrata tutto sulle mani, sulle gambe per farci divertire in questo finale. Chi vince domani affronta Valencia al Palacus, chi perde invece affronta Brescia nella finale terzo quarto posto, che comunque
si disputerà sempre al Palacuzzo. Ancora una volta ve lo ricordo, ci mancherebbe, tutte e due le partite in diretta nel canale della Lega Basket Femminile e sul nostro canale YouTube Directa Sport Live TV. Si comincia, quintetti, andiamo a vedere perché c'è Carangelo, Natali, Toffolo, Taylor e Pastrello. Praticamente il quintetto che ha chiuso il terzo quarto, se ricordo bene, e subito intanto anche il colpo del -8 per le ragazze di Restivo. Dall'altra invece abbiamo Zanardi, che lei sì che ha chiuso sicuramente il terzo quarto, Laxa, poi Pestagno, Kiss e lei che trova subito il canestro, ovvero Panzera, con questo colpo da 3 per il +11 adesso delle Venete. Pastrello, Natali, Toffolo, finta, Taylor, Pastrello da 3, voleva rispondere a Panzera, non è andata bene. Zanardi, Laxa, Kiss, disturbo di Pastrello, viene ad aiutare Panzera. Laxa col fisico, Kiss tiene la posizione su Taylor, veloce poi per Zanardi, al limite proprio tra i 3 e i 2, vale 3 il tiro di Zanardi. E allora di nuovo +14 come il terzo quarto, parte forte Schio, vuole mantenere la distanza, risponde Taylor che finisce giù nel parquet ma con un mezzo sorriso perché si è preso il fallo. C'è già Carangelo a fianco all'arbitro. Pastrello, finta su Kiss, buono il passaggio, da 3 Carangelo, solo ferro. E allora Zanardi che corre, che vuole guidare l'azione. Panzera, Bestagno, Kiss, Laxa anche lei sul ferro, sul rimbalzo ancora Bestagno. Questa volta è Zanardi di nuovo a provarci da 3, anche lei ferro, sul rimbalzo quasi di nuovo Bestagno, disturbata. E allora Pastrello guida l'azione della Dinamo, Natali per un secondo pensa a dare subito, guarda palla Taylor, alla fine se la prepara Pastrello anche abbastanza comodamente e infatti sorprende un po' che la palla sia andata così debole. Adesso di nuovo dentro Gonzales, dentro anche Grattini che era da un po' che non si vedeva, fuori Carangelo e Taylor. Laxa, si muove Panzera, si passa prima da Bestagno, incontro Kiss, subito usa il fisico Bestagno che ha commesso fallo col gomito forse. Alla fine era fallo dei 3 secondi. Tanto però azione dall'altra con Natali che deve resistere a 2 cariche. Toffolo, c'è Grattini dall'altra parte, Natali sceglie Gonzales che ha un movimento di Toffolo che deve dare una mano, non si crea lo spazio che forse avrebbe voluto la numero 2 che allora va ad inventarselo il tiro, non trova però il canestro. Pastrello allarga subito, Grattini fa tutto da sola e lo fa bene. Meno 14, però il distacco c'è. 6 minuti e mezzo, secondo in più, secondo in meno alla fine di questa partita. Poi fallo con i 2 tiri. Fallo di Grattini. Bestagno
che si prepara ad andare dalla lunetta. Prima però torna dentro Salaun dopo aver avuto un po' di timore per il suo gomito. Niente per fortuna, solo la botta a lasciare il posto Keys. Tra l'altro pausa che l'avrà aiutata anche un attimo a calmarsi. Reazione nervosa quella della numero 13 di Schio, nata soprattutto per il timore di farsi male al gomito. Quello che uno sportivo di certo non vuole è un infortunio in piena preparazione atletica. Quelli sono infortuni che poi compromettono veramente una stagione intera. Per fortuna non è stato questo il caso. Allora lei è in campo, come di fronte a lei Pastrello e adesso Grattini. Toffolo ci pensa, sceglie di andare sotto il canestro per trovare Pastrello, che la ringrazia con 2 punti. Zanardi, bella idea, bella anche la lettura di Toffolo. Il 5 di Grattini che poi lo vuole dare anche a Pastrello. Bestagno, Panzera, Zanardi, Bestagno dall'altra parte da Laxa, che adesso vuole mettersi in proprio e porta a casa il 67-52 e più 15. Siamo vicini alla fine della prima metà dell'ultimo quarto. Si sta veramente definendo la finale Schio-Valencia, le più forti di Spagna contro quelle che tante volte negli ultimi anni, ma e anche nella storia del basket femminile, sono state le più forti in Italia. Sono comunque sempre tra le più forti. Salaun anche sul rimbalzo sbaglia 2 volte, poi c'è il fallo su Bestagno. Secondo fallo per Grattini, secondo fallo in questo quarto. Purtroppo non abbiamo messo alla mano i dati della partita, le statistiche per un aggiornamento completo, e andare a memoria su tutti i dati è molto complicato. Salau col braccio si tiene lo spazio anche adesso. Toffolo fa quello che può, quantomeno disturba. Poi l'ultimo tocco non è di Bestagno e quindi possesso ancora di Schio, che da un po' è lì. In piedi adesso entrambi i coach, entrambi abbastanza seri, sicuramente un po' più tranquillo di Caiulacos. Ma non vedo neanche particolarmente nervoso o tenuso Restivo, che in prepartita molto tranquillamente proprio ha espresso quello che è il suo unico interesse, ovvero che oggi si faccia un passo in avanti verso l'alchimia di una squadra che ha cambiato tanto quest'anno. Quello che conta è fare partite. Tra l'altro uno dei tornei in programma questa pre-season, Auristano saltato, perde partite di preparazione. Questo sì che è un problema che preoccupa di più un allenatore. Fondamentale mettere partite nelle gambe prima degli impegni ufficiali, che ricordiamo iniziano dal 18 settembre con i preliminari di Eurocup. Toffolo da 3, 55-67, distacco ancora molto grande, 12 punti e poco più di 4 minuti da sfruttare. Gonzalez, Toffolo, Natali, Pastrello a testa bassa, poi torna fuori da Gonzalez. Bella la giocata, Ferro sul rimbalzo tocca a Toffolo ma non trova compagna. E allora Zanardi, bello il passaggio che non può
che essere sfruttato da parte di Salaun, che poi ringrazia personalmente Zanardi con il 5. Però veramente bello il passaggio, coi tempi giusti, con la forza giusta dell'ex Brixia. Si complicano in 3 a terra addirittura. Alla fine deve arrivare la quarta, che è Pastrello. A destra di nuovo Grattini, che è entrata con tanta foga, ha dato tanto comunque nella sua squadra, anche qualche fallo. Però ho messo cuore e anima. Queste sono qualità, sono particolari che gli allenatori notano. Salaun, c'è il fallo. Tanto anche il cambio, doppio cambio. Tornano dentro Sottana e Verona, mentre proprio Verona va a incaricarsi di mettere in gioco la palla. Torna dentro Dieng per Sassari. Tornato dentro anche Kripa per Schio. Verona da 3, Ferro. Bestagno ancora Verona. Di nuovo per Bestagno. Si fa vedere Salaun, che ha tanto tempo, troppo tempo. E allora non può che colpire. Arriva a 71 adesso. Superato il muro dei 70 dalla squadra veneta. Poi Dieng. Quasi Bestagno gliela ruba. E l'ha rubata Salaun invece. Gran lettura, va da sola, disturbata da Pastrello. Lavoro comunque abbastanza facile per Salaun, che lavoro importante l'ha fatto dall'altra parte con quell'ottimo intercetto. Natali. Pastrello con la voglia di rifarsi anche sul rimbalzo. Ancora lotta. Palla fuori da Gonzalez, che trova il ferro. Sta mancando adesso anche la precisione. E qua c'entra ovviamente la stanchezza. Forse anche un po' di delusione per come la sfida sia un po' scivolata dalle mani delle giocatrici della Dinamo. Dove ha fatto forse anche meglio per lunghi tratti. Gonzalez. Grattini. Dieng. Natali. Sta preparando un cambio Schio. Deve entrare Raisa Simeon, che è entrata adesso al posto di Salaun. Simeon in zona Pastrella adesso, in alto a destra per voi. Là fuori, però comunque possesso azzurro. Arrivano in due Sottana e Verona, a dire ma com'è possibile. Infatti mette l'errore l'arbitro. In effetti era abbastanza palese che fosse possesso di Schio. Prima per adesso time out. Bisogna aspettare poco più di un minuto effettivo alla fine di questa partita, che Schio sta portando assolutamente in cascina. Una partita comunque ben gestita, energie spese, non penso fino allo stremo. Domani ci si aspetta tanto dalla sfida con Valencia. E tra l'altro si ripeterà la finale terzo quarto posto tra Dinamo e Brixia, proprio come un anno fa vinta dalla Dinamo. Diciamo che l'unica
questo torneo Saduchessa, che può affrontare Valencia, giocarsi veramente alla pari, dando tutto il proprio schio forse. La squadra più abituata a certe partite, una squadra più esperta. Come numero di, se si sommano numeri di presenze delle giocatrici in Serie 1, Schio è prima in Italia, è prima in Serie 1 con più di 2200 presenze accumulate. Ripeto, la somma delle presenze di tutte le giocatrici. Né Sassari né Brescia invece arrivano a 1000. E già questo un po' ma spiega anche la differenza che c'è tra le squadre. Sottana decide di andare lei fino in fondo. 2 tiri liberi ottenuti da Bestagno, non da Sottana. Colpita al naso, o almeno così sembra. Non va bene il primo. Va bene il secondo. Sembrate essere un po' sconsolata per quello del Bestagno, che può però stare tranquilla. In questo momento l'errore è concesso, perché meno di un minuto ed è più 17 per la sua squadra, che diventa meno 15. Dal punto di vista della Dinamo può diventare meno 14. C'è il tiro addizionale conquistato da Tofolo. Finale sicuramente meno emozionante questo rispetto alla prima semifinale. È stato il terzo quarto, il momento decisivo della sfida. È chiaro che poi Schio ha giocato per gestire il risultato con una partenza forte nel primo minuto, dove ha trovato quei punti che hanno dato ancora più tranquillità. Adesso ne trova altri 2, 76 a 60 più 16. Dieng, 28 secondi. Gonzalez mette dentro 25 secondi, il tempo di un possesso, almeno 2 però dovremo viverli. Immagino che prenderà tutto il tempo possibile adesso la squadra veneta, che invece si diverte e fa bene, trova un altro canestro. 62-78, 7 secondi, 6 secondi. Gonzalez chiude in attacco la Dinamo, subendo anche il fallo di Bestagno. Poi non ho visto bene cosa sia successo. Però poco cambia, si gioca. Sono gli ultimi secondi. Sotto canestro al photo finish. Toffolo non riesce a fare canestro, finisce qui. In finale Chivas Schio, che domani affronta Valencia alle 19:15. La finale terzo quarto posto sarà invece Dinamo Sassari contro Brixia, partita dove abbiamo visto tante belle cose. Allungato nella seconda parte di gara la squadra veneta, meritando di andare a giocare la sua terza finale in 3 edizioni del torneo. Schio che infatti ha vinto il primo anno contro l'Unigior, il secondo invece contro gli ungheresi della Miskolc, e domani contro gli spagnoli del Valencia. Per il momento si chiude qui dal Panantonianum, è tutto.
grazie a tutta la squadra di Directa Sport, Alessandro Farris, Luca Tocco alle immagini, regia Mauro Faris. Un saluto da Luigi Falqui e ci vediamo domani, buona serata.